Il calciatore della Ciriale Francesco Cannino era squalificato e non doveva giocare contro la CR Messina. Così la gara, aveva vinto la compagine accesa 1-2, non viene omologata ed i 3 punti sono assegnati d'ufficio alla squadra napoletana. L'effetto immediato fa scivolare la Ciriale in classifica generale, che perde anche la vetta. Adesso in seconda posizione balza il Licata, che si trova ad appena 2 punti dal capolista Palermo e domenica affronta a Liotta il Nola. Settimana intensa di lavoro invece per l'Acragas di Corrado Mutolo, che dopo la bella e convincente vittoria esterna di domenica scorsa con il Monreale si accinge ad affrontare il Castellammare. Sarà una settimana impegnativa, anche perché dopo il match di domenica prossima con la squadra trappanese allo stadio Esseneto, i biancazzurri sono attesi dalla Coppa Italia. Infatti mercoledì 2 ottobre la compagine cragantina sarà ospite della San Cataldese allo stadio Valentino Mazzola. E poi domenica 8, sempre del mese di ottobre, sarà di scena per la quarta di campionato sul terreno dell'Oratorio San Ciro e Giorgio. Un bel tour de force che metterà alla frusta la squadra di Mutolo, che dopo aver conquistato la vetta non intende mollarla. In occasione del terzo turno di campionato parte l'appuntamento con il gioco pronostici. Basta azzeccare il risultato esatto e il primo marcatore di Acragas Castellammare. Sono in palio 2 biglietti per il match di Coppa Italia contro la San Cataldese. Occorrerà inviare il pronostico per email a marketing@acragas2018.it, indicando nome, cognome e numero telefonico. Ritornando alla gara di domenica prossima, e quest'ultima sarà diretta da un arbitro camerunense. Si tratta del 24enne Jules Ronald Andeng Tona Mbey, sarà della stazione di Cuneo, il quale verrà assistito da Francesco Di Venti di Enna e Giulio Sorace di Catania.